L'Onigo. Sarà solo l'autopsia ora a stabilire l'esatta causa della morte dell'uomo ritrovato cadavere all'interno di un magazzino abbandonato in via Macello, che anni fa ospitava la sede di un prosciuttificio. Questi capannoni deserti a pochi passi dal centro alla sera diventano ripari per molti sbandati e senza fissa dimora. Sono stati appunto due senza tetto la notte scorsa a rinvenire il corpo, in avanzato stato di decomposizione, all'interno di una stanza e hanno subito lanciato l'allarme. Intervenuti immediatamente i carabinieri e i vigili del fuoco perché i locali e il cadavere presentavano i segni di un incendio che inizialmente aveva fatto pensare anche a risvolti inquietanti sulle cause del decesso. Gli uomini dell'Arma invece non avrebbero rinvenuto evidenti segni di violenza sul corpo del senza tetto, dell'apparente età di 40 anni, di probabile origine nordafricana. Coperto da fuliggine non sarebbe però morto carbonizzato, ma molto più probabilmente per aver inalato esalazioni da monossido di carbonio. Un braciere ed una padella usate per riscaldarsi erano rovesciate poco lontano dal cadavere. Il medico legale farebbe risalire il decesso a qualche mese fa.